Prodotti tipici, tradizioni e promozione. A Ioppolo Giancaxio si è svolta la manifestazione Mangia e Passia. Le interviste di Vanessa Chiapparo. Assessore Carruba, quali le prospettive di questo importante festival? Innanzitutto rivederci ogni anno per lo stesso appuntamento e organizzare meglio questo evento dando maggiore rilevanza sia alla finalità principe, che è quella di valorizzare la bellezza e le peculiarità del nostro piccolo borgo comunale, i prodotti tipici locali, diciamo le caratteristiche culturali e monumentali. È aperta pure la chiesa oggi a visione di quadri storici restaurati recentemente, la cripta che viene aperta una volta l'anno per la deposizione del Cristo morto. Negli anni successivi avremo la possibilità di visitare il castello che è in fase di ristrutturazione. Quindi vogliamo sempre ritornare alla nostra storia, alla nostra memoria, perché riscoprendo la nostra identità acquisiamo maggiormente, fiducia in noi stessi e maggiore significato a essere il piccolo comune di una provincia di Agrigento, della piccola Italia, che rischia molte volte di sparire per le crisi economiche e anche per le politiche di chi è più grande, che magari non ci aiuta a sostenerci e autofinanziare il nostro comune, che ovviamente versa in particolare condizione vista le primarie preoccupazioni e bisogni che un'amministrazione comunale ha ogni giorno. Cosa dire? Dire grazie intanto alla partecipazione di Slow Food, che quest'anno aderisce e supervisiona l'organizzazione, a Legambiente, che ci ha inserito in questa piccola manifestazione, la piccola Grande Italia, che si svolge in Italia a 360 gradi, e soprattutto grazie ai numerosi operatori artigianali che sono presenti, ai piccoli operatori di street food e all'orchestra Blue Jeans diretta dal maestro Angelo Di Marco, che fra poco ci allieteranno con le loro musiche, con i giovanissimi 45 musici della scuola media Esseneto di Agrigento. Le ragioni che hanno portato Slow Food a entrare dentro questo festival sono quelle di portare il cibo buono, pulito e giusto, come lo chiama Slow Food, anche in questa piazza di Ioppolo Giancaxio. Come lo fa Slow Food? Intanto con alcuni prodotti che sono chiamati presidi Slow Food, ce n'è uno in particolare, la curgireggia di Delia, che è un prodotto unico, un prodotto dolciario unico al mondo, ed è presidiato da Slow Food. Ma per esempio in alcune forme di prodotti ci sono i prodotti tipici di Campobello e Licata, un burnato e impanata, che sono delle cose realmente uniche e che come Slow Food portiamo avanti perché legano un paese a un territorio in maniera indissolubile. E un altro esempio è quello che faccio dei vini naturali. Potremo assaggiare stasera un vino che è fatto senza soffiti aggiunti, con lieviti indigeni, una cosa molto particolare, richiede un grande lavoro, impegnativo lavoro, però è un vino veramente notevole, particolare, diverso da tutti gli altri. Quindi cerchiamo di portare il territorio in una piazza del paese, sperando che la gente si ricordi che oltre alla città c'è anche tutta una terra che lo circonda. Lo scopo di questa iniziativa è perché è stato scelto Ioppolo? Allora, lo scopo è legato a una nostra campagna nazionale, una campagna nazionale di Legambiente che è arrivata alla 12ª edizione, che si chiama Voler bene all'Italia, festa dei piccoli comuni italiani. È una campagna che appunto centra tutta la sua attenzione sui comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, perché ritiene che questa sia la vera ricchezza dell'Italia, una ricchezza che non va persa, un patrimonio di cultura, di tradizioni, un patrimonio di qualità proprio dei territori che deve appunto essere attenzionato, e bisogna provare a farlo crescere, quindi a invogliare la gente a non abbandonare questi centri, ma anzi a tenerli sempre in vita, perché questi sono la nostra memoria storica, la memoria storica del nostro paese. Ioppolo, perché questo è il 4º anno che veniamo qui, c'è un'amministrazione comunale che è molto ricettiva da questo punto di vista, ci hanno chiesto appunto di creare un evento che potesse essere istituzionalizzato, quindi un evento da riproporre ogni anno, e quest'anno stiamo proponendo questo piccolo festival del cibo di strada che speriamo negli anni a venire di far diventare un piccolo gioiellino nella cosiddetta estate ioppolese.